Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Fari puntati questa sera sull'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank, perché oggi è una giornata importante. Oggi è stata presentata la lista per il futuro consiglio di amministrazione, lista stilata proprio da Sparcasse. Lo ricordiamo, un'OPA lanciata lo scorso mese di dicembre da parte di Sparcasse sull'istituto friulano. Poi nel tempo sono arrivate le autorizzazioni dell'antitrust, della BCE, della Banca d'Italia e infine della Consob, e dall'8 di aprile sono partite le adesioni che andranno avanti fino al 6 maggio. Una questione questa che ha creato anche alcuni malumori, un terremoto anche a livello politico tra chi si schiera con il vecchio CDA, preservando l'autonomia della banca, e chi invece vede nella soluzione Sparcasse l'unica alternativa possibile per mantenere in vita questo istituto di credito. Noi ne parleremo questa sera con i vertici di Sparcasse. Ricordiamo anche che i microfoni di Telefriuli sono aperti all'attuale CDA di Civibank, lo abbiamo invitato, continueremo a farlo qualora volessero darci il loro punto di vista. Noi siamo disponibili. Come dicevo, però, questa sera sentiamo la voce di Sparcasse. Allora vi presento subito gli ospiti che questa sera ci hanno raggiunto e che sono con noi. Grazie veramente molte per essere qui al presidente Gerhard Brandstetter, presidente di Sparcasse. Buongiorno a tutti. E buongiorno e grazie anche all'amministratore delegato Nicola Calabrò. Buongiorno e piacere di essere qui. Grazie mille. Come detto, oggi viene presentata la lista, poi succederà tra poche ore nel corso di una conferenza stampa, una lista che rappresenta sicuramente il territorio. A capo di questa lista c'è Alberta Gervasio, che è appunto la candidata presidente al CDA di Civibank. Buongiorno e grazie di essere qui. E candidato alla vicepresidenta è l'avvocato Guglielmo Pellizzo, che è anche l'attuale vicepresidente del CDA di Civibank. Buongiorno grazie, avvocato. Buongiorno, grazie. Allora, fatta questa debita premessa, io inizierei subito partendo dal presidente Brandstetter e chiedendogli di fare un passo indietro per cercare di capire come si è arrivati all'OPA, qual è stato il percorso di Sparcasse in Civibank, perché non siete arrivati oggi, siete partiti con una piccola quota che poi pian piano è aumentata. Ma siamo partiti più di un anno fa perché già la collaborazione col Friuli ci interessava e ci interessa, e siamo entrati nel capitale con un 9% per lanciare una cooperazione prospettica. Quando poi a settembre ci è stato chiesto un ulteriore intervento per chiudere questo aumento di capitale, che stentava di chiudersi in modo positivo sui 50 milioni, siamo intervenuti ulteriormente, passando la soglia del 10%, e quindi questo ulteriore passo ovviamente ha avuto delle conseguenze importanti a livello di autorizzazioni della vigilanza, a livello di controllo del gruppo bancario in questo senso qui, e abbiamo segnalato alla Del Piero che la strategia cambiava da una compartecipazione, doveva diventare una politica di gruppo. Questo all'inizio ci sembrava essere un piano condiviso. Purtroppo abbiamo preso atto col corso del tempo che l'attuale governance o presidenza della Civibank non lo voleva più condividere in questi termini, e quindi abbiamo dovuto andare avanti proprio per garantire l'operatività di un gruppo che sarà il primo gruppo dopo le banche nazionali nel nord-est, che garantirà sviluppo ed autonomia, perché siamo proprio qui per garantire l'autonomia di Civibank e sviluppare questa autonomia nel territorio friulano, nel Veneto, e quindi direi che è una promessa prospettica che può dare vantaggi e plusvalori a tutti, soprattutto al territorio, e Civibank, che invece come banca popolare trasformata in SPA correva o corre anche il rischio di scomparire, perché non c'era un azionariato di riferimento di controllo. Così creiamo un gruppo con un controllo, ma con delle prospettive molto molto positive, anche e soprattutto per il territorio e per la banca stessa.
Ecco, sull'autonomia e poi anche su un po' i dissapori che si sono creati dopo quest'OPA ritorniamo subito. Prima però vorrei chiedere all'amministratore delegato Calabrò, le adesioni sono partite da poco, andranno avanti fino al 6 maggio, ci sono state anche importanti preadesioni. Ecco, qual è la situazione attuale, a pochi giorni insomma dall'avvio dell'operazione? La prima rilevazione verrà fatta secondo le regole questa sera alle 18 e sarà una rilevazione che terrà conto dei primi giorni di offerta pubblica d'acquisto. Questa settimana sono iniziate ad arrivare le preadesioni che ovviamente nell'arco di un periodo che dovrebbe comprendere questa settimana e al massimo i primi giorni della prossima completeranno quello che poteva essere il consolidamento di qualcosa che era già un impegno formale già acquisito. Abbiamo indicazione abbastanza sommaria per il momento che ci sono diverse centinaia di piccoli azionisti che sono già andati a fare le proprie adesioni e quindi siamo confidenti che oltre a quello che era già stato in qualche modo oggetto dell'impegno ci potrà essere un ulteriore consolidamento che sono sicuro ci porterà nel periodo di offerta pubblica d'acquisto a centrare il nostro obiettivo. Ecco, la vostra quota che avete segnato è quella del 45% con le preadesioni e quello che già avevate siete già al 35% di fatto. Esatto, quindi partiamo da una situazione sicuramente di vantaggio, ci sono anche dei soggetti che ci avevano manifestato nelle settimane scorse che per iter decisionali non avrebbero potuto formalizzare la preadesione e quindi avrebbero partecipato poi presentando l'adesione nell'epoca ordinaria che si è aperta da venerdì scorso e quindi crediamo che un altro 2-3% di soggetti a cui ci eravamo rivolti che sono grandi azionisti completeranno quello che può essere l'acquisizione fatta su quelli che invece hanno preaderito, ma adesso la grande partita è quella che si gioca per fare in modo e convincere con i nostri argomenti ad aderire anche i piccoli azionisti rispetto ai quali pensiamo di avere anche buoni argomenti da proporre anche a loro. Come detto, oggi è anche il giorno della presentazione della lista, la lista di Sparcasse. Sappiamo che dall'altra parte c'è un'altra lista, quella diciamo, del Consiglio di amministrazione uscente che è confermato per i 6 noni, diciamo, più la Presidente Michela Del Piero che si ricandida. Dall'altra parte c'è appunto Alberta Gervasio a capo di questa lista. Intanto le chiedo allora come è nata questa disponibilità e quali sono anche le aspettative che ha insomma, in questa corsa. Bene, allora innanzitutto parto dal presupposto che io sono un manager del territorio che ha lavorato nel tempo per creare e continuare a far crescere praticamente il territorio. Dalle diverse interlocuzioni che ho avuto con i vertici di Sparcasse è emerso proprio che il loro progetto è un progetto che tende alla creazione di valore del territorio, alla crescita del territorio e soprattutto stiamo parlando di un modello che è quello delle banche regionali, quindi dell'aggregazione di banche regionali, ciascuna con la loro autonomia, ma nell'ottica di andare a sfruttare quelle che sono le sinergie di entrambe, cose che con un livello dimensionale molto più piccolo difficilmente fai e quindi credo che in questo caso proprio l'unione faccia la forza e per cui mi sono sentita di aderire a questa proposta. Pellizo, faccio anche a lei la stessa domanda, lei fa parte anche del Consiglio di amministrazione uscente, peraltro, insomma, e per cui ha deciso, diciamo, di sposare l'altra causa. Sì, anche da parte mia un grazie al Presidente Gerhard Brandstetter, che è anche un collega, e ai vertici di Sparcasse per avermi offerto questa opportunità di partecipare a un progetto senz'altro ambizioso e molto apprezzato, con un ruolo che mi permetto di dire di continuità rispetto a quello che è il mio ruolo attuale in Consiglio di amministrazione. Più che le aspettative io parlerei di obiettivi. Gli obiettivi sono di mettere a sistema due realtà complementari, territorialmente contigue, a forte vocazione territoriale, per far sì che il ruolo di entrambi gli istituti, di entrambe le realtà, sia ancor più valorizzato al servizio di famiglie e di imprese, che è quello che è la storia di Civibank. Non dimentichiamo che tra l'altro si è anche così dotata della qualifica di società benefit che noi intendiamo anche con il nuovo progetto valorizzare
e sviluppare a tutela del territorio in cui operiamo. Quindi il mio ruolo è quello di dare una sorta di continuità e di far sì che Civibank abbia sempre quel compito per questo territorio che l'ha contraddistinta in tutti gli anni della sua storia, che non sono pochi. Ecco, il suo nome, o meglio il suo cognome, è fortemente legato a questa banca, ecco, questo magari è anche una sorta di fascino territoriale, ma è un voltare pagina? No, assolutamente no. Sì, è vero che il mio nome è legato, le ragioni qui insomma, in Friuli le conoscono tutti. Non è un voltare pagina, è una continuità, perché il concetto di autonomia, che sempre abbiamo sostenuto, non è un concetto generale ed astratto che si tutela con dei proclami così magari alle volte anche retorici e primordiali. È una condizione che necessita di fatti concreti, che necessita di precisi obiettivi e direi che in questa condizione abbiamo la possibilità di avere un partner che, ripeto, è di dimensioni sensibilmente superiori, ma non eccessivamente superiori al nostro istituto e che ha obiettivi comuni proprio per consentirci di mantenere quella autonomia sostenibile che tutti auspichiamo. È vero che tra autonomia ed eteronomia tutti preferirebbero l'autonomia, ma ci sono diversi livelli di autonomia. Noi cerchiamo di valorizzare quella che è l'autonomia che potrà essere sostenibile in futuro e in questo senso per far sì che il ruolo rimanga sempre quello legato al territorio e alle nostre famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto, dove abbiamo diverse realtà. Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi tocchiamo di nuovo il tema dell'autonomia e soprattutto anche di questo muro contro muro che si è creato tra Sparcasse e l'attuale governance di Civibank. A tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, fari puntati sull'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank. Presidente Brandstetter, quella che doveva essere nelle intenzioni di Sparcasse un'OPA definita friendly non si è rivelata tale agli occhi di Civibank, che addirittura l'ha definita intempestiva. Come avete preso questo muro contro muro e soprattutto anche in considerazione del fatto che il clima è piuttosto teso, siete stati definiti stranieri e anche sull'operazione, sull'adesione anzi della finanziaria regionale Friulia si è parlato di tradimento per la nostra regione e inoltre si è scatenata anche una battaglia politica su questo fronte. Avete paura che tutto questo possa interferire sull'operazione? Allora noi abbiamo solo così un sentimento di amarezza perché per noi era un'operazione friendly. Noi volevamo parlare di rete, di filiali, di progetti di sviluppo, invece alla fine abbiamo capito che si parlava solo di governance, direi di poltrone, e questo amareggia molto, perché quello che conta è la sostanza operativa, direi industriale, aziendale dell'azienda Civibank. Noi siamo sereni perché stiamo sposando un progetto che darà del plus valore, come ho già detto in altre occasioni, per tutti, soprattutto per il Friuli. La battaglia politica che si è scatenata non riguarda noi come Civibank. Noi siamo venuti con l'idea di dare futuro a Civibank e dare futuro a Sparcasse. Posso fare un esempio? Civibank sta facendo del leasing, del factoring che noi Sparcasse non facciamo in casa e quindi sicuramente sono dei centri di servizi che verranno, diciamo, vedranno il centro dell'operatività in Civibank. Questo vuol dire efficientamento, vogliamo efficientare questa struttura di banca territoriale nel nord-est. Lo straniero che viene mi sembra un concetto offensivo perché noi veniamo da autonomisti verso autonomisti e dare del traditore a noi o ad altri mi sembra
pericoloso, contraddittorio, un autogol, perché un anno fa questi azionisti hanno permesso di portare in porto l'aumento di capitale, di sostenere la banca, perché sennò oggi non ci sarebbe più, non saremmo qui a parlare di questa banca. Dare oggi del traditore a questi azionisti è offensivo e ingrato, perché proprio grazie a questi azionisti oggi la banca è qui, è una banca con un futuro, e con questa, direi, partnership Sparkasse è una banca che potrà portare avanti il messaggio di autonomia, il messaggio di supporto alle famiglie e piccole e medie imprese del Friuli e del Veneto, e chissà forse anche oltre. Posso anche dire che insieme abbiamo più servizi, più prodotti, più idee, che saranno, come ho detto prima, del factor leasing a vantaggio della popolazione altoatesina, in altri contesti a vantaggio del Friuli. Cito una cosa: Sparkasse ha creato un desk internazionale, cioè prima le transazioni sull'estero della nostra regione andavano sulle banche nazionali. Abbiamo creato un desk vicino all'imprenditore efficiente. Oggi il 50% delle operazioni transfrontaliere viaggiano attraverso la cassa di risparmio Sparkasse. Qui in Friuli, Civibank, che è una regione che ci assomiglia in tantissime cose, ha in più il mare, ma ha come noi due confini, quello con l'Austria, quello con la Slovenia. Un international desk può essere un plus valore che apportiamo qui, che può favorire l'economia locale e che può essere, come ho detto prima, una pedina, un servizio importante per sviluppare Civibank e l'economia locale. Il muro contro muro non lo vedo, non lo viviamo con amarezza che si è parlato di poltrone e non di azienda, e viviamo con amarezza quando si parla di tradimento addirittura, come ho detto prima, in confronto di soggetti che invece hanno contribuito a rafforzare la banca, a farla stare sul territorio più forte, e noi la vogliamo ancora più forte con questa collaborazione. C'è stato peraltro anche dibattito sul prezzo che avete offerto per azione, insomma, sul fatto che sia congruo o meno, ecco, non definito tale appunto dall'attuale CDA di Civibank. Ricordiamo, Calabrò, quali sono le cifre che avete offerto, come siete arrivati a questa decisione e quale potrebbe essere il vantaggio a vendere ora per gli azionisti che hanno comprato le azioni tempo fa a valori molto più alti. Sul prezzo si è parlato tanto da parte di Civibank, ma si è capito poco. Partiamo dai fatti. L'azione di Civibank fino all'anno scorso viaggiava intorno ai 5 euro. Ricordo anche un elemento fondamentale. Quando l'anno scorso il Consiglio di amministrazione di Civibank ha dovuto decidere quello che sarebbe stato il prezzo da offrire ai soci che avevano esercitato il diritto di recesso, il CDA di Civibank ha fatto fare una perizia a un soggetto esterno e poi ha deciso che il prezzo che si sarebbe dovuto offrire a coloro che volevano recedere sarebbe stato un prezzo di 5,28 euro, stabilendo che quello era il valore della banca, e stiamo parlando di meno di un anno fa. Ci sembra strano riscontrare che quando invece oggi Sparkasse propone un prezzo per la propria offerta pubblica d'acquisto che è superiore di circa il 24% rispetto al prezzo di recesso di un anno fa, improvvisamente quando si tratta di pagare ai soci recedenti va bene 5,28, quando si tratta di immaginare quello che offriamo noi, che è un prezzo del 24% più alto, non si capisce se questo prezzo viene definito congruo o incongruo. Perché poco fa ho parlato anche di confusione? Se si va a leggere il comunicato di Civibank si nota un particolare che per gli addetti ai lavori può essere forse chiarito, ma per chi prova a capire quel comunicato non lo è. A cosa mi riferisco? C'è un passaggio che quello che la normativa impone dovrebbe essere il più chiaro possibile e che in tutte le offerte pubbliche d'acquisto colui che è oggetto di un'offerta pubblica deve poter definire in maniera chiara, perché gli azionisti possono capire qual è la posizione del Consiglio di amministrazione, che è il termine congruo. Bisogna dire se questo prezzo è definito congruo o non è definito congruo. Di fronte a questa necessità di chiarezza, il CDA di Civibank che cosa ha pronunciato come parole?
il prezzo dell'azione offerta da Sparcasse possiamo definirlo tecnicamente e finanziariamente congruo, ma non è conveniente per gli azionisti per una serie di motivi che sono molto opinabili. Però il passaggio che forse si è perso, perché si è parlato più di opinioni che non di fatti, è quello che all'interno della decisione presa dal Consiglio di amministrazione il 7 di aprile, Consiglio di amministrazione Citibank, quel prezzo viene definito congruo, ma poi per aumentare la confusione all'interno di quel comunicato c'è anche scritto che non si può definire non congruo quel prezzo, quindi aumentiamo ulteriormente la confusione. Faccio presente, a proposito di prezzo, un ultimo passaggio. È interessante constatare che quel giorno che si è riunito il Consiglio di amministrazione di Civibank per prendere forse una delle decisioni più importanti della storia di Civibank, erano presenti a quella riunione 6 consiglieri su 9, i 3 che non si sono presentati evidentemente possono essere interpretati come un messaggio, perché non presentarsi sapendo che nel mondo di oggi ci si può eventualmente presentare anche in via telematica a un consiglio di amministrazione se uno ha un impedimento fisico. Comunque constatiamo che 3 consiglieri su 9 non si siano presentati. 5 consiglieri su 6 presenti hanno votato a favore di quella che è stata poi la delibera assunta da Civibank e un consigliere, tutto quello che sto dicendo è agli atti ed è stato pubblicato, si trova sul sito internet della banca, un consigliere ha deciso di astenersi e ha motivato la propria astensione facendo mettere nero su bianco sul comunicato che non era d'accordo su quelli che erano i concetti che riguardavano il tema dell'autonomia, perché riteneva che quello che ha offerto Sparcasse in termini di autonomia fosse diverso da quello che rappresentava il CDA di Civibank, e secondo non ha ritenuto corretta tutta la polemica che il CDA di Civibank ha voluto scatenare contro il concetto delle preadesioni. Ecco, questi sono fatti, il resto sono opinioni. Calabrò, sempre il patrimonio netto della banca è di 351 milioni e ci sono 21.932.385 azioni. Se noi dividiamo il patrimonio per le azioni otteniamo un valore di 16 euro. Ecco, questo ci deve dare un'indicazione o no? Ma è molto semplice, mi devo riferire non soltanto a quello che è il prezzo di Civibank di oggi, ma a quello che è stato un po' il contesto generale di quello che è successo per le azioni di tantissime banche italiane, europee e addirittura mondiali. A partire dal 2010 è avvenuto una graduale, però molto costante, disaffezione degli investitori verso le azioni delle banche che fino a quegli anni erano invece state sempre considerate delle azioni di particolare interesse per gli investitori. Quindi in relazione a una serie di fatti abbastanza generalizzati che hanno quindi riguardato l'evoluzione di tutte le banche, anche le principali banche italiane hanno perso molto valore in quegli anni e abbiamo banche che da quegli anni ad oggi hanno perso di oltre il 50%, il 60%, addirittura di più. Anche Civibank ha purtroppo subito questo tipo di situazione. Numeri precisi. Nel 2017, quando Civibank è stata quotata per la prima volta sull'IMTF, che è la piattaforma in cui avvengono gli scambi, da quel momento a fino a quando è partita poi quella che è stata l'operazione di aumento di capitale, Civibank aveva perso il 63% del proprio valore. E questo vuol dire esattamente quello che lei mi ha posto come domanda: nel tempo il valore dell'azione è diventato non più rapportato al valore del patrimonio netto, ma è diventato gradualmente un valore che era inferiore a quello del patrimonio netto. Anche oggi l'azione Civibank quota sul mercato un valore che è completamente più basso rispetto al patrimonio netto. Ricordo un numero, prima che Sparcasse manifestasse quello che poteva essere un interesse verso Civibank, il valore dell'azione era intorno ai 5 euro. Soltanto a partire dal 9 dicembre, quando noi poi abbiamo annunciato di voler fare la nostra operazione e lanciare un'offerta pubblica d'acquisto, a quel punto, come succede fisiologicamente in tutte le OPA annunciate, il prezzo dell'azione si è alzato per arrivare vicino a quello da noi dichiarato che sarebbe stato il prezzo d'OPA. Noi perché abbiamo stabilito che 6,50 è il prezzo che riteniamo corretto per gli azionisti, che fra l'altro, come ho detto poco fa, alla fine il Consiglio di amministrazione di Civibank in qualche modo ha dovuto confermare, perché il prezzo di 6,50 è un prezzo che dà un premio sufficiente a poter motivare gli azionisti rispetto ai valori precedenti, che ripeto erano di oltre il 25% più bassi rispetto a quelli che abbiamo oggi offerto noi. Poi c'è un secondo elemento, forse mi permetto soltanto di aggiungere un elemento. Velocissimo, però che siamo in pubblicità.
Allora, un elemento è che si rischia dopo OPA di avere un tema di liquidità, di cui eventualmente possiamo parlare dopo. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti, a tra poco. Ancora insieme con Economai FVG in questo appuntamento in diretta su Telefriuli. Sentiamo la voce di Sparcasse per quanto riguarda l'OPA lanciata su Civibank e, come abbiamo detto, la nuova lista a cui a capo c'è Alberta Gervasio. Proprio a lei chiedo quali potrebbero essere i vantaggi per i clienti di Civibank in futuro grazie alle sinergie tra le due banche, ed è vero che si rischia di peggiorare i tempi di risposta al cliente e che sempre più le decisioni verranno prese lontano dal territorio. Insomma, la vostra lista ha personalità del territorio. Sì, allora questo ritengo che invece sarà uno degli obiettivi, quello di migliorare le risposte per il territorio, e questo è dato dal fatto che la banca avrà il suo centro decisionale che resterà sostanzialmente a Cividale, quindi il CDA gestirà tutta quella che è la parte operativa, la parte di credito, la parte di finanza. Dopodiché l'altra cosa invece, vengo alla sua domanda, quello che lei chiedeva, quali sono i vantaggi. Allora, il livello dimensionale di per sé ha sempre un limite. Il fatto di essere piccolo e bello va bene, ma fino a un certo punto. Mettere insieme le competenze dei nostri collaboratori con le competenze della controparte, dall'altra parte anche mettere insieme le masse, darà la possibilità di essere più proattivi, di sviluppare anche una migliore offerta nei confronti della clientela, cosa che invece magari perché sei troppo piccolo non riesci a fare e quindi o rinunci o deleghi all'esterno. Avremo invece la possibilità di gestire delle cose dall'interno, di gestirle in prima persona, e per questo ci aspettiamo che i tempi di risposta siano veramente più brevi. Grazie Pellizzo. Abbiamo visto oggi, insomma, Sparcasse ha incassato un'importante adesione dal punto di vista politico dal sindaco Pietro Fontanini, e in precedenza l'adesione molto importante anche questa sul piano istituzionale di Friulia. Questo è un segnale che il territorio, anche dal punto di vista delle istituzioni, appoggia questo tipo di operazione? Ma relativamente alla valutazione del sindaco Fontanini, che tutti noi sappiamo essere un autentico autonomista, non ci sono dubbi, è assolutamente convinto della bontà di questo progetto. Altrettanto dicasi per Friulia, che, ripeto, ha manifestato interesse per questa dimensione futura di gruppo. Io dico questo: non si possono creare i presupposti per un determinato epilogo e poi cercare di ostacolare il soggetto che per la realizzazione di quell'epilogo si sta adoperando proprio in ossequio a quei presupposti. Traduco: all'esito di un percorso che ci ha portati alla trasformazione in SPA dalla precedente cooperativa e all'aumento di capitale, coerenza vorrebbe che poi il progetto futuro fosse condiviso, come lo era all'inizio, da tutti coloro che lo avevano in qualche modo così sposato e ideato. In tal senso colgo l'occasione per così puntualizzare la mia scelta. Se fosse maturata 2 anni fa sarebbe stata assolutamente incompresa, ingiustificata e forse interpretata come di rottura o in conflitto. Non ora, alla luce di questo nuovo dell'azionariato che si è venuto a evidenziare a seguito dell'aumento di capitale, e alla luce di quello che sarà il futuro assetto delle due realtà. La ritengo in questo senso una scelta, permettetemi, anche coerente. Presidente Brandstetter, il settore bancario, soprattutto in questo periodo, è interessato da forti concentrazioni. Se non andasse in porto la vostra operazione, quale potrebbe essere, a vostro parere, il futuro di Civibank? Il futuro di Civibank noi riteniamo sia un futuro a rischio, perché tutte le banche popolari, anche cooperative, che si sono trasformate in SPA, ovviamente per un efficientamento di modello, però non hanno un azionariato di riferimento e quindi rischiano di essere acquisite da gruppi diciamo, che non hanno
quell'identità, quel DNA territoriale come lo abbiamo noi. Noi vogliamo creare un gruppo, non vogliamo fare acquisizioni con integrazioni di interesse nazionale. Noi vogliamo creare un gruppo nel nord-est. Se poi mi fa dire ancora una cosa, cioè ricordo un personaggio d'azione che ha lasciato impronte profonde nella storia italiana, parlo di Giovanni Falcone, che ha detto che ognuno di noi deve essere giudicato non per le parole, ma per le azioni. L'ha detto lui, uomo d'azione. Noi, modestamente qui, abbiamo fatto parole, abbiamo fatto promesse, ma vogliamo essere giudicati per quello che facciamo. Abbiamo detto che è un progetto territoriale e abbiamo presentato una lista di grande espressione territoriale. Ringrazio la Presidente, ringrazio il Vicepresidente che hanno sposato questo progetto. È una lista che su 9 nominativi, 5 nominativi sono di spicco friulani. Il sesto nome, un secondo Vicepresidente, è diciamo, il trait d'union tra il Friuli e il Veneto, l'avvocato Bulgarelli, che è stato anche Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Triveneto, pure lui ha radici friulane, quindi noi vogliamo essere giudicati per l'azione. Abbiamo presentato una lista fortemente territoriale. Poi l'azione, abbiamo sviluppato un modello bancario Sparkasse di successo in tutti questi anni, c'è un modello bancario Civibank che ha avuto buoni risultati, vogliamo svilupparlo insieme. Contano le azioni, non le parole, soprattutto quando queste parole che abbiamo sentito purtroppo spesso e volentieri, non parlare di progettualità, ma di un'autonomia, come se noi, autonomisti di prima ora, non capissimo queste vocazioni e non volessimo supportarle. Siamo qui per supportarle, per svilupparle, per il bene del territorio, della gente, delle famiglie, delle piccole e medie imprese del Friuli. Faremo insieme grandi cose. E allora, insomma, 2 componenti della lista li abbiamo qui in studio, Calabrò, poi ce ne sono altri, uno l'ha accennato anche il Presidente, ma insomma a lei magari un po' il compito di illustrare anche questa squadra. Ma la squadra che noi abbiamo oggi il piacere di presentare, quindi come diceva il Presidente, si arricchisce anche di altri esponenti importanti. Ricordo la presenza in lista di Lidia Glavina. Lidia Glavina è la nostra rappresentante della comunità slovena, a cui noi diamo molta importanza perché veniamo da un territorio che anche in questo caso ha delle analogie. Veniamo da un territorio dove abbiamo la minoranza di lingua tedesca, la minoranza di lingua ladina e quindi siamo abituati ad avere queste sensibilità. È presente in lista anche un grande manager nella persona di Antonio Marano. Antonio Marano ha fatto una carriera che l'ha portato a ruoli apicali presso Unicredito, attualmente svolge degli incarichi di altrettanta importanza, è presidente, qui è noto in regione per essere presidente dell'aeroporto, quindi degli aeroporti del Friuli Venezia Giulia, altri incarichi apicali come quello di consigliere di SNAM e fra l'altro è una persona che esprime per la sua natalità, lui è nato a Villach e quindi è una persona che parla anche perfettamente tedesco e che conosce anche le sensibilità di quella che può essere un'ulteriore minoranza qui in Friuli, che è la minoranza di lingua tedesca. Conclude la nostra lista, oltre a 3 manager di Sparkasse che garantiranno appunto il raccordo con la capogruppo, Silvano Chiappo, un ex vice direttore generale di Civibank che poi ha completato la carriera nel gruppo Crédit Agricole Friuladria e che fra l'altro è il consulente del Comitato dei Piccoli Azionisti, comitato che ricordo ha dato anche a nostro favore segnali di gradimento, e avere in lista una persona come Silvano Chiappo ci crea anche un raccordo col mondo dei piccoli azionisti. Ecco, si sente dire anche che chi aderisce all'OPA rischia di perdere il dividendo, anche su questo vorrei fare chiarezza, e poi c'è il tema della liquidità a cui stava accennando prima, che sarebbe bene continuare a esporre. Abbiamo cercato di rappresentarlo in maniera molto chiara.
chiunque abbia le azioni di Civibank nel proprio portafoglio e decide di aderire oggi, domani, dopodomani, nel periodo che va da oggi al 6 maggio, in qualsiasi momento faccia questa scelta di adesione, non perde il dividendo, perché aderire all'OPA non vuol dire consegnare all'OPA le azioni il 14 di aprile se uno aderisce il 14 aprile. In ogni caso, qualsiasi adesione incorpora una consegna fisica delle azioni a fine OPA e quindi esattamente l'11 maggio. Siccome il dividendo verrà pagato prima di questa data, non c'è nessun problema a aderire all'OPA e prendere il dividendo. Il tema delle liquidità che avevo sfiorato prima è un tema che rappresenta un rischio molto forte per coloro che decidessero di non aderire all'offerta pubblica d'acquisto, perché si rischierebbero di trovare nella stessa identica situazione in cui era l'azione di Civibank fino a un anno fa, quando purtroppo non era solo una questione di a che prezzo posso vendere, ma non si riuscivano a vendere le azioni perché non c'erano compratori. Quando si chiuderanno i riflettori che oggi sono sull'azione Civibank dovuti all'effetto offerta pubblica d'acquisto, si rischia di ritrovarsi nella medesima situazione con il titolo che a causa delle illiquidità potrà perdere di valore. Grazie, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi a tra poco. Ultima parte con Economy FVG, naturalmente oggi sentiamo la voce di Sparcasse, ma ricordiamo sempre che questo studio è aperto ai vertici attuali di Civibank, li abbiamo invitati e continueremo a farlo qualora volessero far sentire anche nel nostro studio la loro voce, siamo assolutamente disponibili a farlo e con piacere anche per contribuire a dare ai telespettatori la possibilità di capirne sempre di più di questa vicenda. Torno dal presidente Brandstetter, un po' il discorso dell'autonomia l'ha toccato prima, dall'attuale governance di Civibank è arrivato questo messaggio, non ci hanno convinto perché gli impegni che si sono presi non sono chiari e quindi da questo punto di vista non ci siamo sentiti garantiti proprio per la tutela della nostra autonomia. Lei che cosa risponde a questo? Guardi, vorrei fare prima un discorso un po' morale, un po' mediterraneo, un po' italiano. Io amo la famiglia, come so che in Friuli c'è un grande amore per la tradizione, la famiglia. Se io ho una sorella, un fratello, voglio che questo fratello o questa sorella abbiano successo, sono fiero e felice se hanno successo. Noi domani saremo una famiglia e quindi saremo fieri, saremo contenti, saremo anche interessati come gruppo che questa sorella, questa Civibank abbia successo. Quindi è interesse intimo nostro, oltre che una missione anche etica, morale, di sviluppare qui quello che noi riteniamo possa essere parte di un gruppo importante. Poi più tecnicamente dico, non ci siamo limitati a fare uno scambio di lettere, di promesse. L'abbiamo messo nero su bianco sul prospetto informativo. Noi vogliamo autonomia creditizia, autonomia gestionale, autonomia commerciale di Civibank, ovviamente nell'ottica di gruppo e di sinergie di gruppo. Quindi, come ho detto già prima, citando Falcone, i fatti, le azioni, noi vogliamo essere giudicati per quello, non quello che promettiamo, ma quello che faremo e quello che abbiamo fatto in Alto Adige e quello che vogliamo fare qui. La prima azione, l'ho detto già prima, la lista è una lista territoriale che è la prima garanzia di quello che stiamo dicendo. Quindi noi l'autonomia la viviamo, devo purtroppo così prendere atto che la governance apicale attuale parla di autonomia ma senza contenuti, perché questa autonomia ha senso se prospetticamente riesco a garantirla e salvaguardarla e noi sviluppando la collaborazione, il gruppo con Civibank, a questa autonomia daremo contenuti e daremo successo. È inutile sbandierare un'autonomia che rischia di andare a fine corsa, perché attenzione, una banca popolare trasformata in SPA non ha
un socio di riferimento, rischia di finire sì in un'aggregazione come altre banche che poi spariscono. Noi siamo per una banca che abbia un futuro, un'autonomia, ma come abbiamo detto un'autonomia, come mi ha detto anche il vicepresidente Pellizzo, un'autonomia sostenibile. Questo è quello che bisogna giudicare e pesare. Il futuro della banca. Noi garantiamo il futuro di questa banca che oggi non ha un azionariato di riferimento e quindi a rischio incorporazione, aggregazione di un soggetto che non ha il nostro DNA. Il nostro DNA è lo sviluppo di un gruppo territoriale, di un gruppo del Nord-Est che farà parlare molto di sé e del quale il Friuli potrà essere e sarà sicuramente orgoglioso anche perché darà ancora più supporto all'economia locale. Ecco, sul tema dell'autonomia vorrei sentire anche l'idea di Pellizzo, anche per quanto riguarda questa autonomia rivendicata appunto dalla Presidente Del Piero e come è possibile valorizzarla. Ora rischierei di essere ripetitivo anche alla luce dell'analisi molto precisa e dettagliata del Presidente Brandstetter. Io ritengo che tra il sottoscritto e la Presidente Del Piero sull'idea di autonomia ci sia perfetta coincidenza. Anzi, all'inizio di questo percorso credo forse di essere stato io il più convinto difensore dell'autonomia di Civibank. Ma dove probabilmente non abbiamo la stessa valutazione è sul come difendere l'autonomia, su come salvaguardarla, su come tutelarla. La Presidente dice correttamente che Civibank gode di ottima salute e gli utili dello scorso esercizio sono noti a tutti. Certo, gode di ottima salute e se così non fosse, probabilmente Sparcasse non si sarebbe nemmeno avvicinata, ma questo probabilmente in futuro non sarà sufficiente. E proprio per la tutela di questa autonomia, dei quali tutti credo siamo paladini, ritengo che il percorso all'interno di questo progetto sia la via più efficace. Dobbiamo ricordare che Sparcasse, affermare che Sparcasse ha lanciato un'OPA su Civibank è alquanto riduttivo e forse anche irriguardoso. Sparcasse ha presentato un progetto ben più completo che prevede sinergie, come ho detto all'inizio, tra realtà complementari che hanno un unico obiettivo. Ecco, in questo perimetro io ritengo che all'interno di questo progetto si possa tutelare molto meglio l'indipendenza, l'autosufficienza, l'identità e il ruolo di Civibank pro futuro. Grazie. L'attuale CDA di Civibank, sintetizzando, ha detto insomma, che questa operazione conviene più a Sparcasse che agli azionisti. Calabrò, quali sarebbero i vantaggi allora per chi detiene le azioni, per i clienti e i dipendenti? Per chi detiene le azioni sicuramente c'è l'opportunità di poter liquidare il proprio investimento a un prezzo che in questo momento possiamo definire superiore a quello che possono essere anche i valori di mercato attuali. Mi riferisco al fatto che noi abbiamo annunciato il lancio della nostra offerta pubblica d'acquisto il 9 dicembre, quando i mercati finanziari viaggiavano a livelli più alti di oggi. Avremmo teoricamente dovuto valutare se abbassare il prezzo d'offerta alla luce del fatto che il settore banche ha perso dal 9 dicembre a oggi circa il 25% in media di valore. Nonostante questo noi abbiamo mantenuto il valore di 6,50 che crediamo sia un buon prezzo. Per quanto riguarda le opportunità che noi diamo ai clienti, una Civibank più forte, una Civibank che potrà investire ancora di più nell'innovazione perché unirà le forze con noi, e per quanto riguarda i vantaggi offerti ai collaboratori di far parte di una grande famiglia in cui il valore della persona è riconosciuto come un grande valore e un punto di riferimento
che noi crediamo potrà essere sviluppato anche per valorizzare i collaboratori di Civibank. Abbiamo la possibilità di non dover immaginare né di dover chiudere filiali né di dover fare manovre drastiche che normalmente si fanno quando ci sono incorporazioni da parte di altri gruppi. Quindi pensiamo che nei confronti di tutti quelli a cui noi ci rivolgiamo ci siano messaggi molto importanti. Avete inserito anche una sorta di premio fedeltà e poi c'è anche insomma, il valore dei warrant. Sì, il premio fedeltà è un segnale di attenzione per gli azionisti storici. Il fatto che gli azionisti storici detengano un warrant per ogni azione detenuta ci ha permesso di andare a differenziare in qualche modo il prezzo che offriamo agli azionisti storici, perché essendo titolari dei warrant, oltre a poter incassare 6,50 euro per ogni azione detenuta, possono incassare sui warrant anche 0,1575 centesimi e se rimangono clienti attivi per 2 anni ricevono un ulteriore compenso di 0,40. Quindi in altre parole la detenzione dei warrant assieme all'azione fa sì che uno possa consegnare l'azione ricevendo 7,05 euro, a differenza degli azionisti nuovi che prendono soltanto 6,50. Siamo quasi in chiusura, lascerei la parola ad Alberta Gervasio. Insomma, se questa operazione andasse in porto, lei diventasse insomma, la nuova presidente di Civibank, che cosa si sente di garantire? Ecco, qual è la strategia futura? Beh, partendo da delle spalle più forti, con un socio di riferimento che intende investire sul territorio, sicuramente l'idea è quella di puntare su uno sviluppo commerciale che vada sostanzialmente a toccare tutte le tipologie di clienti, quindi sia dalla parte di retail fino alla parte corporate. Nell'ambito di questa strategia di sviluppo molta attenzione sarà data agli sportelli, all'ampliamento degli sportelli anche verso territori che per noi rappresentano un'estensione naturale come la parte del Veneto. Oltre a questo, sicuramente, sempre nell'ottica che mettendo insieme le forze si riescono a realizzare dei progetti nuovi, valorizzare delle competenze che per certo esistono all'interno della nostra banca e metterle a fattor comune del gruppo. Grazie, allora io ringrazio veramente moltissimo gli ospiti che sono stati qui, il presidente Brandstetter, l'amministratore delegato Calabrò, l'avvocato Pellizzo e Alberta Gervasio. In bocca al lupo anche poi per la presentazione di oggi. Grazie alla regia di Giandomenico Ricci e Tiziano Campigotto. Finisce qui questa puntata di Economai FVG.